Amiche e amici di Castelfranco Veneto, non solo, buonasera. Dopo tanta musica ci apprestiamo ad assistere a 2 puntate di danza contemporanea e lo faremo assieme a una grande artista, la danzatrice Laura Moro. Con Laura Moro l'anno scorso abbiamo iniziato un'importante collaborazione mettendo in scena quella manifestazione che abbiamo chiamato Infestazioni, che attraverso la danza contemporanea ha fatto riscoprire luoghi e paesaggi di Castelfranco Veneto. Anche quest'anno avevamo già preparato la seconda edizione di Infestazioni, che doveva partire a maggio. Purtroppo il coronavirus ci ha costretto a rinviarla, però pensiamo di recuperare bene attraverso queste 2 puntate che oggi ci apprestiamo ad assistere. Io vi auguro quindi una buona visione in compagnia di Laura Moro. Salve, benvenuti a tutti a questo appuntamento a teatro. Io sono Laura Moro, coreografa e danzatrice, sono direttrice artistica del collettivo Artemigra Satellite e sono molto emozionata di essere qui in questo momento su invito dell'amministrazione comunale, che ringrazio, e dell'assessorato alla cultura per questa bellissima iniziativa dedicata appunto alla cultura in questo tempo particolare. Questa sera vi presento, insieme a Matteo Cusinato, musicista, uno spettacolo dal titolo Pane. È ancora uno studio che abbiamo voluto realizzare proprio in armonia con questo tempo, ispirati da questo periodo particolare. Pane perché pane è il nostro lavoro, è il simbolo del nostro lavoro con la cultura, quindi con l'augurio che questo rimanga un lavoro per tantissimi di noi lavoratori della cultura, perché il teatro abbia un futuro fertile e ricco di nuove avventure nella cultura. E Pane è ispirato ad un racconto di Sebastiano Vassalli tratto da L'oro del mondo ed è un rifacimento, un sequel di uno spettacolo che avevo creato da giovane. E abbiamo raccolto le ispirazioni di cittadini, quindi è uno spettacolo in qualche modo, vedrete ad un certo punto, anche partecipato. Ringrazio quindi per la preziosa partecipazione Laura Toson, Maurizio Cattapan, Diego Vedoato e Sandra Zanin, che hanno fatto il pane per noi come contributo a questo spettacolo. E mi fermo con le parole e passo al corpo. Camminava per le strade sconosciute e cercava di leggere le targhe senza dar troppo nell'occhio, perché non era prudente per uno straniero come lui inoltrarsi in un quartiere di abitazioni civili senza una valida ragione, da poter dire a chi che sia «vado al tal posto a far la tal cosa». Non era mica un paese da andarci a spasso. Anche la faccenda dell'indirizzo si era svolta così. Passandogli accanto, gli aveva messo in mano un bigliettino e aveva fatto un gesto che significava «nascondilo». Un attimo e i 2 uomini erano già lontani, nel calore e nel frastuono della fabbrica, perfettamente estranei l'uno all'altro, macchine tra le macchine. Trovò la targa della strada. Il numero che era scritto nel biglietto corrispondeva a una panetteria e lui guardò attraverso la vetrina dentro al negozio. C'era un banco e appoggiato al banco un uomo non più giovane stava facendo dei conti su un angolo di giornale. Gli consegnò il biglietto e il cipiglio dell'uomo si spianò. Diventò quasi un sorriso. Assentì con il capo gravemente, disse 2 o 3 volte «Ja, gut».
L'odor di pane era così forte che gli sembrava di svenire. Attraversarono il retro ed entrarono nella dispensa, che era una stanza priva di finestre e piena di pagnotte accatastate sopra ripiani di legno. In un angolo c'era un lavandino.
Al buio prese una pagnotta da 1 chilo e in un batter d'occhio la mangiò. Ne prese un'altra e mangiò pure quella. Cercò a tentoni il rubinetto dell'acqua, ci si attaccò e bevve a lungo. Prese una terza pagnotta e cominciò a morsicarla, tenendola stretta contro il petto, con tutte e 2 le braccia. Quando anche questa pagnotta fu finita, un gran torpore scese su di lui. Prese la quarta pagnotta, la strinse al petto come la precedente e la sbocconcellò, la morsicò, la baciò, non più per fame, per amore.
ciò che provava per quel pane era lo stesso sentimento che dalla notte dei tempi aveva ispirato i sogni dei poeti, le melodie dei musicisti, che gli artisti avevano rappresentato in 1000 modi e in 1000 forme. Si addormentò, sorridendo, felice, quanto un uomo su questa terra può esserlo.